La Commissione europea e il Parlamento europeo hanno prodotto e censurato l'Italia rispetto a alcuni comportamenti estremi, come quello per esempio dei rifugiati. Non si può fare uno svolgimento di massa perché vengo senza controllo o che sopra quelle navi possano esserci cittadini che hanno diritto all'assilo politico. Questo è previsto dalla Convenzione internazionale dell'ONU, previsto dal Codice cinese. Non si può fare lo svolgimento di massa perché su quella nave ci sono sacerdoti incinte, bambini che hanno diritto all'assistenza, hanno diritto all'essere accolti. Allora c'è tutta una serie di ragionamenti che non vanno bene. Io sono contento che nell'ultima seduta poi di plenaria a Bruxelles, il tentativo di abolire Frontex, che è questo strumento europeo che consente l'intervento dell'Europa per gestire gli sbarchi, sia stato tenuto, perché per assenza del numero legale il centrodestra non è riuscito a far bruciare Frontex. Perché si voleva bruciare Frontex? E perché si vuole abolire Frontex? Perché si vuole lasciare tutta la politica di controllo di immigrazione alla Libia. Come fa l'Europa a affidare a un paese che è accusato di violazione netta dei diritti dell'uomo, che non ha mai firmato le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e ne le rispetta, di poter gestire i fenomeni migratori? Tanto è vero che molti dicono che le navi non arrivano più, ma le navi partono. Se queste navi partono significa che oggi noi abbiamo migliaia e migliaia di persone che sono state portate nei campi di concentramento in Libia e poi magari abbandonate nel deserto. Allora non può essere questa la politica di controllo dei flussi migratori che l'Europa civile può. Noi dobbiamo fare i controlli, dobbiamo realizzare il numero di ingressi, dobbiamo aiutare soprattutto quei paesi a sviluppare anche nelle loro realtà la possibilità di progetti, di lavoro, incrementare lo scambio equo in modo tale che nei paesi soprattutto più poveri si possano avere gli strumenti per andare avanti, evitare magari sistemi a volte li facciamo di aiuti a pioggia che vengono affidati magari a governi corrotti che poi si pappano i soldi senza dare invece di intervenire a favore delle popolazioni, agli italiani, agli europei, chi sono gli immigrati e le culture degli immigrati, e agli immigrati fare conoscere meglio la sua cultura. Quindi una politica di integrazione una politica di integrazione seria è una politica che valorizza la diversità delle culture, le fa conoscere e ne favorisce il reciproco. Ringraziamo l'onorevole Crocetta, alla prossima.